cosa succede quindi alle sponsorizzazioni? Perché quando si inizia a sponsorizzare sui social, lì però l'obiettivo deve essere vendere, no, l'obiettivo deve essere ottenere una conversione come l'abbiamo definita finora, cioè raccogliere un contatto, prendere un appuntamento, far scaricare qualcosa, farci chiamare. Cosa succede? Allora, questa è una sponsorizzazione di 3B. Adotta un alveare, compie un'azione che ha un impatto sulla vita di tutti. Protegge un'intera colonia di api che contribuisce a circa l'80% della rigenerazione della frutta e della verdura che consumi ogni giorno ed è essenziale alla tutela della biodiversità del pianeta. Monitori la vita all'interno del tuo alveare da PC e smartphone e via discorrendo. Questo è un contenuto commerciale, perché ovviamente stanno cercando di vendere l'adozione dell'alveare, ma guardate quali elementi sta usando per essere più credibile, per farvi venir voglia di cliccare. Sta usando elementi informativi e formativi, molto formativi, perché vi sta dicendo: attenzione che un alveare ha questo impatto sul pianeta. E poi vi sta dicendo: unisciti alla più grande community che sta proteggendo le api. Autorevolezza. Ti dicono che sono la più grande community che sta proteggendo le api. Interessante, vero? E poi c'è tutta la parte sociale, perché muovo la pancia di chi magari in qualche modo può aver voglia di avvicinarsi a questo tipo di approccio e dare una mano al pianeta. NutriBiz. Flash sale per la prima prova dei nostri piatti, più euro 20 di sconto e consegna gratuita con il codice FD20. Cosa aspetti a provare il servizio di cui parlano tutti? La comodità di avere i pasti consegnati a casa, il cibo è buonissimo, la sera tardi torno dal lavoro ed è tutto pronto. Splendido. Qui un contenuto tipicamente sociale, come la testimonianza, viene usato per trasmettere un contenuto commerciale. Perché? Perché l'invito è ovviamente a comprare utilizzando il buono da 20 euro. Ma non solo. Il servizio di cui parlano tutti riporta autorevolezza, perché è il servizio di cui parlano tutti, è quello che è sulle bocche di tutti, è quello più conosciuto, quindi ti fa venire questa curiosità. Qui andiamo su LinkedIn. Pubblicità, leggero e compatto, pensato per regalarti la mobilità di cui hai bisogno. Scopri Galaxy Books. Questo contenuto, che è un video, mostra proprio questo PC, questo laptop, nel suo utilizzo quotidiano. Mostra addirittura la qualità video, audio, eccetera. Quindi è un contenuto estremamente dimostrativo. Sotto c'è un link per comprarlo. Samsung sta cercando di fare un contenuto commerciale attraverso elementi dimostrativi. Guardate cosa fa poi Mr. Mark Zuckerberg, proprietario di Instagram, di Facebook e di WhatsApp, sempre su LinkedIn. Ti dice: Volkswagen si è connesso con le storie raggiungendo 40.000 possibili clienti. Scopri il potenziale di Instagram. Connettiti, lascia un'impronta indelebile, vedrai, è semplicissimo. Pronto a connetterti a Instagram? Al di là del fatto che vedo un refuso e non me ne ero accorta, perché si sono dimenticati una O probabilmente, ma attenzione che usano una piattaforma altra per questo contenuto che fa un po' sorridere, ma d'altro canto ti usano sempre qui l'autorevolezza, 40.000 possibili clienti, ma addirittura l'autorevolezza di dirvi che è proprio Volkswagen che li ha scelti per connettersi. Quindi usano l'autorevolezza di un brand noto per trasmettere questa cosa. Quanti di voi, quando collaborano con una casa, con un'azienda, quando sono magari esclusivisti di zona di un determinato prodotto, lo dicono? Il brand X ci ha scelti come unicum nella zona. Siamo il punto di riferimento del brand Y nella zona. Da 10 anni
questo brand ci sceglie oppure lo scegliamo, ma è un modo per passarsi la palla, passare il testimone dall'uno all'altro, giocarsi questo approccio. Quello che poi mi ha fatto sorridere di Facebook è che c'è anche questo su LinkedIn. Com'è cambiata la nostra società? Cosa conta ora? Per scoprirlo, guarda attraverso ciò che conta ora. La serie in diretta di Facebook Italia, spunti di riflessione. Qui secondo me LinkedIn ci ha messo lo zampino e gli ha buttato giù il video perché the media could not be loaded either because the server, praticamente il network, il server di LinkedIn, cioè di Facebook dove è caricato questo video, sembra essere crashato, o quello di LinkedIn probabilmente, però mi dà l'impressione, perché altri video si vedevano, che ci fosse un problema. Ma guardate come anche in questo caso stiano facendo un contenuto, per esempio, informativo. Cosa conta ora? Com'è cambiata la nostra società? Per scoprirlo, guarda attraverso ciò che conta. Ti mostriamo addirittura una serie, e la serie è un contenuto tipicamente sociale. Allora, io vi avevo messo il link per entrare in diretta. Mi piacerebbe che qualcuno di voi bravissima Elisa, dovete mascherare i post commerciali usando tutti gli altri. Allora, io vi invito a fare una cosa. Mentre andiamo avanti, provate ad andare a prendere un vostro post e analizzarlo.